Allora, abbiamo scelto per la lingua corsa in poesia, bene di un fatto che non è mica strano, di chi sono nata in questa lingua, diciamo lingua moderna, ma mi era appena scordata. E lo scontro di Barretti Boeda in lingua spagnola, per mica di Lorca, mi ha fatto più coscienza che questa lingua parlava di un mondo e che un mondo si voleva parlare di noi con una lingua di questa maniera. E poi di noi, della tradizione, perché in casa erano poesadori, a mamma di mamma faceva oggi, faceva le poesie politiche, gli scherzi, tutto questo. L'influenza della tradizione, per dire a parola di una donna conta come quella di un uomo, per me era assai importante perché di noi era Nelone che improvvisavano, mica l'uomo, c'era mica di me rispondere. Era improvvisadore, naturalmente, era la sua maniera di pensare al mondo. E penso che sono nata dentro, non ho mica coscienza di questo, è dopo che io ho avuto coscienza di tutto questo. Dunque, la tradizione, ma la modernità, per certi Boeda, che mi pare che scrivono un mondo cui è parole di dando, ma con verso di oggi. Bon, la prima influenza per me di poesia era quella della giornata, ma in scuola, con i professori spagnoli, più che l'Italia perché io ero a Parigi, dunque io ho scelto spagnolo, perché l'Italia mi pare appena lontana, e ho avuto veramente la chance di scontrare gente che erano esciuti di Spagna per la guerra civile, sono parenti, dunque erano gente che la sua lingua era la sua storia, non erano mica professori solamente, erano veramente gente che passavano un patrimonio del suo paese. E di questo che mi sono resa conto, bon, la poesia francese era un'influenza di noi, ma questa era un'altra maniera di pensare al mondo, di vedere il mondo e di relatività. Ed è così che ho cominciato a tradurre Lorca in corso. È difficile di parlare di femminile e di maschile in poesia, ma ce la dico che essendo donna e pigliando la parola, le cose si fanno anche senza, come dico prima, coscienza. Di dopo è scritto che si abbia uomo che ciò che la persona ha scritto pia su verso femminile, perché siamo così, siamo nati o maschio o femmina, e che questa poesia femminile la ritrova assai di una poetessa portoricana, che mi ha assai interessato alla sua maniera di nuova vita e al suo mondo. Allora, idee che bio o metafore piuttosto anche idee sono sempre di tradizione perché sono erratiche, ma mi pare che dopo, piano piano, anche in una poesia come sono tessuta, entra altre cose dentro. È vero che io disse, bon, a mia mamma ne filava e tessia, dunque non è mica un azzardo, ma se la metafora è radicata in una tradizione femminile, dopo c'è di altre cose che si fanno, giustamente un testo di qualcosa di tessuto di noi e si desse a tempo l'odio e l'ere e poi essere l'indomani. So tessuta di rosso stracciato di argenta rossiccia in tinta di usolore settembrino di tutte le zighiere. So tessuta di verde du mandile verdogno, stretta a collo per strade di un strazio di tutte le vigliere. So tessuta di turchino di scuzzale scolorido, cugido e ricugido da mano stroppia, grembio di tanto stanco di tutte le goliere. So tessuta di negro di rubacce negre, indolorite dai doli doppi di tutte le angonie. So tessuta di giallo di agamigiola ingiallita, frustata dall'innamorata ardita, da stonde d'amore all'orlo di tutte le aziere. So tessuta di bianco di lenzuola sbiancate, albariate e balcate dai mammane mamnesche, con gli dore mude di sogni di tutte le miniere.